Signore e signori, buonasera e benvenuti alla palestra 1 della Ghirada per la 10ª giornata, l'ultima qui in casa del campionato nazionale di Serie B Girone D1. Quest'oggi a sfidare i ragazzi di Volley Treviso abbiamo la squadra avversaria che è la squadra del CUS Trieste. La classifica vede in questo momento la squadra bellunese, la Darold Belluno, a 21 punti con 7 vittorie e 0 sconfitte. Volley Treviso segue a ruota la prima della classe con 18 punti, 6 vittorie e 1 sconfitta. A seguire Portogruaro con un bel distacco, 8 punti con 3 vittorie e 4 sconfitte. Poi ci sono gli avversari di oggi con 7 punti, con 2 vittorie e 6 sconfitte. Queste ultime vittorie sono state quelle che hanno visto fondamentalmente la squadra avversaria crescere nell'ultimo periodo, e quindi l'antipasto di questo match è sicuramente un antipasto diciamo avvincente e che fa prospettare una gara davvero combattuta. Quest'oggi qui con me c'è Rossano Bertocco. Rossano, ti salutiamo, ciao, sei l'allenatore del Volley Team Club di A3, quindi grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti, grazie per l'invito, sono davvero felice di essere qui a vedere queste due squadre, in particolare la vostra che sta presentando un gruppo di giovani davvero interessanti. Buonasera a tutti. Grazie Ross, avrai modo poi di raccontarci come sta andando la tua avventura. Procediamo con la lettura delle squadre. Volley Treviso col numero 1 c'ha Andrea De Coll, col numero 2 c'è Mattia Boninfante, col numero 3 c'è Andrea Pegoraro, col numero 4 c'è Nicolò Fisicaro, col numero 5 c'è Marco Novello, col numero 6 c'è Edoardo Puppato, col numero 7 c'è Ettore Michelan, col numero 8 che è libero, col numero 8 c'è Gioele Favaro, col numero 9 c'è Federico Crosato, col numero 10 Davide Soldan, col numero 11 Edoardo Cunial, numero 12 Matteo Mozzato, numero 13 Murilo Massafeli, numero 14 Nicola Mazzon, numero 16 libero Vittorio Ceolin. Primo allenatore tornato quest'oggi alla Ghirada è coach Michele Zanin, secondo allenatore Federico Salvego, dirigente Guido D'Aliso, fisioterapista Stefano Cal. La squadra avversaria col numero 1 c'è Luis Vattovaz, centrale, col numero 3 c'è Samuel Princi, palleggiatore, col numero 4 c'è Andrea Berti, schiacciatore, col numero 5 un ex di turno Alessandro Michelon, centrale, col numero 8 il libero Emilio Agnello, col numero 9 l'opposto Riccardo Impronta, col numero 10 l'opposto Marco Vecellio, col numero 11 l'altro libero Stefano Dose, col numero 12 Roberto Dorlando, schiacciatore, col numero 14 Angelo Cavicchia, palleggiatore, col numero 15 Gabriele Gnagni, schiacciatore, col numero 17 lo schiacciatore Alex Piero, col numero 18 Gambardella Giosuè. Il primo allenatore è Senad Begic, il secondo allenatore è Alessandro Blasi, il dirigente è Gioacchino Luca Messina. Procediamo con lo starting six di Volley Treviso. Quest'anno questa partita Volley Treviso scenderà in campo con la formazione vista negli ultimi match. Il palleggiatore è il numero 2 Mattia Boninfante. L'opposto, l'asse vincente di queste ultime partite, è il numero 5 Marco Novello. Col numero 8 c'è lo schiacciatore Gioele Favaro, assieme all'altro schiacciatore col numero 11 Edoardo Cunial. I centrali sono il numero 9 Federico Crosato e il numero 12 Matteo Mozzato. Il libero è Vittorio Ceolin. La squadra avversaria. Con il numero 1 c'è Vattovaz, con il numero 3 c'è Princi, con il numero 17 c'è Alesh, col numero 5 c'è Michelon, col numero 9 c'è Impronta, col numero 12 c'è Dorlando. Quindi appuntamento tra qualche secondo per iniziare questo match. C'è il numero 10 Davide Soldan ed è Boninfante che si prepara al servizio per Volley Treviso. Mattia Boninfante che
fino ad oggi ha sempre avuto un buon successo nel fondamentale di battuta, si prepara a iniziare questo match. È tutto pronto quindi per iniziare, siamo pronti per vedere la prima azione della partita. Bonifante tocca il nastro, poi ricevuto bene dal libero avversario, si va subito al centro, murato da Crosato, si ricostruisce in posto 4, attacco difeso da Volley Treviso, subito alta per Novello da posto 2 che tocca le mani a muro di Michelon e ottiene un mani fuori vincente. Il primo punto della partita è per Treviso. È un ottimo mani fuori dopo un'azione di copertura dei Trieste che aveva comunque messo un po' di attenzione a questa situazione dopo una battuta insidiosa. Stanno partendo già alla grande, direi. Seconda azione al servizio per Mattia Boninfante. È proprio lui che tira forte, ma la palla si ferma sul nastro della rete e quindi non passa questo servizio. Uno pari. È normale che si cerchi di forzare il servizio, quindi dopo una buona battuta è anche normale forzare ancora di più. Al servizio Princi. Ace degli avversari, primo punto al servizio per gli avversari. Battuta insidiosissima, ha portato sul bug laterale che è scivolato via. Anche Trieste sta partendo con un servizio importante. Princi al servizio. Ancora flot per lui. Ricevuto fuori dai 3 metri per gli Oro Granata, si va subito in 4 da Novello passa alto e ottiene un punto in attacco, non riesce la difesa per D'Orlando. Un attacco veramente che passa altissimo, molto sopra del muro in diagonale, che mette in difficoltà la difesa di Trieste, è un gran bel attacco. Ed è Edoardo Conial sul 2 pari che si prepara al turno di battuta. Cunial, anche lui sul nastro. Treviso in queste prime battute fatica a trovare continuità. Sì, si vede che comunque devono mettere pressione contro una squadra magari più esperta e le richieste saranno quelle comunque di battere in maniera aggressiva. Aleix Piero, 25enne di Trieste. Salto flotto anche per lui. Un momento per entrambe le formazioni di volley da rete. Crosato alla battuta per Volley Treviso. Ricordiamo insomma che questa è l'ultima gara di questa prima fase del campionato di Serie B qui alla Ghirada. Buona la battuta di Crosato, si va subito dietro da Improta, tenuto ancora lui ad attaccare sul muro Oro Granata, ottiene un mani out vincente Improta su Soldan. Si aveva provato il primo colpo, il mani fuori, però in realtà ci è riuscito solo in seconda battuta con un muro molto alto e non deve fare altro che cercare appunto il mani fuori perché il muro era invadente e ben presente. Alessandro Michelon, trevigiano, con 21 anni al servizio, non riesce a passare la linea di centrocampo neanche Michelon. Sì, adesso gli errori cominciano a essere un po' pesanti, magari in una prima rotazione dove magari si doveva cercare di più la continuità del servizio. Ed è Marco Novello alla battuta, 12 ace finora per Marco da inizio campionato ad oggi. Tira forte, tocca il nastro, tenuto a fatica dagli avversari, si ricostruisce facile per Treviso ma non ci arriva nessuno nella palla che cade, disattenzione, Oro Granata. Rossano, cosa ne pensi di questa? Ma sono le classiche situazioni in cui ci si aspetta una free ball semplice, invece Improta, l'opposto di Trieste, è riuscito con un colpo così non consono a mettere la palla in mezzo al campo e mettere in difficoltà la difesa. Ed è proprio lui a servire in questo momento, tenuto bene dagli Oro Granata, alzata in posto 4 per Volley Treviso, lavorata la palla dal nostro Davide Soldan, che ottiene un punto. Come al solito vediamo che il centro del campo diventa una zona insidiosa, difficile da difendere. Prima un pallonetto, adesso un roll shot e la palla cade. E dopo Dado che si prepara a servire.
tira forte Dado, tenuto da Aleix come può, poi si va subito con una palla difficile da attaccare per Improta che non trova sostanzialmente le mani del muro avversario, la palla si ferma quindi nel lato di Trieste. Era difficile alzare questa palla che ormai stava andando quasi in tribuna, però Improta ha voluto comunque tirare una palla corta e ha trovato la rete contro un muro a 3 che comunque gli aveva chiuso quasi tutta la strada. Ancora al servizio quindi Soldan, 22 punti per lui prima di questo match. Prova a forzare la palla ma non trova il rettangolo di gioco avversario. Sì, come dicevamo prima, la battuta deve mantenere sotto pressione la ricezione. Si stanno caricando un po' di errori, però quando si fa una buona battuta e poi c'è un errore direi che va più che bene. Roberto D'Orlando al servizio, 200 cm per lui. Lavora la palla tenuto da Cunial, si va proprio da Cunial in 4 che attacca sul muro, avversario toccato e poi difeso ma senza successo dalla squadra avversaria. Punto ancora per Treviso, 7-6. Ottima l'alzata con una ricezione che si stava spostando verso 2, ha tenuto una palla un po' più morbida per l'attaccante che è riuscito a sfruttare bene l'elevazione e a colpire sulle mani del muro alte, deviando ha trovato il punto. Rivediamo in campo qui alla Ghirada anche Matteo Mozzato dopo un periodo di stop. Per lui riprende battuta, salto flot, cerca la linea, diciamo il lungolinea Mozzato, ma non entra in campo neanche questa palla. Sì, stanno prendendo sicuramente le misure. Magari in questo momento il 7 pari è un po' viziato appunto da questi errori da una parte all'altra in battuta. Vatovaz, Luis, centrale 21enne di Trieste, al salto. Anche questa palla è out in battuta. Noi eravamo qui, ce l'avevamo proprio davanti, era di poco out, non c'era nemmeno da chiamare il video check. Niente video check, speriamo non serva nemmeno per la battuta di Mattia Boninfante, un servizio che ha sempre caratterizzato le buone prestazioni Eurogranata nelle precedenti partite, che speriamo possa trovare continuità anche adesso, iniziando dal buon servizio di Mattia Boninfante. Attacco facile per Trieste, ricostruito da Treviso, si va da Novello fatica a trovare la palla, pronti per ricostruire, ancora palla per lui verso posto 2, tira alto sulle mani di Michelon, poi ricostruzione Trieste, lavora la palla d'Orlando, difesa buona per Treviso, si va ancora in 4 da Cunial murato da Princi. Si sono viste delle grandi azioni come l'alzata di Ceolin, che era una palla media che gli permetteva sicuramente all'opposto di avere più traiettorie, però dopo una serie di difese Trieste prevale con un muro interessante e con un tempo preciso a muro. Il 24enne Samuel Princi dai 9 metri, da zona 5 verso zona 5, ricezione brutta, anzi ricezione errata di Davide Soldan, regala un ace agli avversari che quindi si portano avanti di una lunghezza 9-8. Si ripete come nel primo giro, la sua battuta flot insidiosa già aveva procurato un ace nella prima sezione ed è molto difficile. Ricezione questa volta buona, si chiama in causa Crosato dal centro, difeso dal libero avversario, poi subito in 4 per la squadra avversaria e Aleix ottiene il punto sulle mani alte del muro Eurogranata, portandosi avanti di 2 lunghezze. Su questa fase di transizione la difesa ha permesso all'alzatore comunque di ottenere una palla un po' più comoda, il muro di Treviso era un po' in anticipo e ha preso la palla in ricaduta subendo il manio fuori. Comunque si stanno vedendo delle buone azioni difensive, è assolutamente una gara godibilissima, anzi molto bella. Si rientra in campo in questo primo set con il CUS Trieste, squadra universitaria friulana, avanti 10-8 nel match. Volley Treviso deve ancora trovare la consueta continuità nell'asse palleggiatore opposto e ha faticato un po' troppo forse in questo primo set nel fondamentale di battuta che in questo momento introduce in campo Samuel Princi, ricevuta bene
Da libero Oro Granata, poi attacco per Novello, Murata ricostruita nel campo di Volley Treviso, Novello questa volta a terra in lungolinea. Molto bella questa alzata di Ceolien, che ha fintato un'alzata in 2, invece sul suo laterale ha messo in posto 4 una bella palla e una bella azione tecnica da parte del libero. E siamo quindi ad una lunghezza di svantaggio dagli avversari, con il nostro Edoardo Cunial pronto a servire. Lavora la palla Cunial verso zona 1, poi ricevuta bene da Trieste, attacco di Improta tenuto, poi ancora lui a gestire questa palla alta sul muro di Novello. Si va dalla parte opposta verso Alesh, che trova l'attacco vincente, e quindi ancora 11-9. Ancora un'importante azione di copertura da parte di Trieste, che gli permette di rigiocare una seconda palla dopo aver subito questa battuta in +1, e riescono a trovare il punto. Ed è Alesh, speriamo di pronunciare bene il suo cognome, e ne approfittiamo per salutare i tifosi triestini che stanno vedendo la partita a servire. Si va quindi da Crosato al centro, che attacca fortissimo, questa 7 non difesa da Agnello. Grande punto per Volley Treviso. È una delle poche volte che vedo un centrale così giovane uscire con le spalle dalla rete, avere la possibilità di tirare su tutte le traiettorie ed avere un gesto tecnico incredibile, di altissimo livello. Quindi dopo questa uscita di spalle da rete speriamo che la battuta sia in campo invece per Crosato, ed eccolo qui, sono paste signori. Temevo proprio questo, dopo una grande azione magari qualcuno sentirà l'odore dello zucchero delle paste, però insomma aveva fatto una grandissima azione precedentemente. 12-10 per gli avversari. Non è colpa mia, Michelon che si prepara al servizio, la lavora male, la palla esce, quindi ristabilita il turno di break per Volley Treviso con Novello alla battuta. Sì, assistiamo un po' a questa difficoltà a trovare il ritmo in battuta, ci sono delle ottime battute e poi dei grandi errori. Vedremo tra un po' se le squadre entrano in gioco. Novello alla battuta. Tira forte Novello, ricevuto fuori dai 3 metri per Trieste, palla facile da ricostruire per Treviso. Subito in posto 4 per Soldan, tenuto dal libero Agnello. Si va subito alti per Dorlando, ricostruzione trevigiana, ancora Soldan chiamato, questa volta cambia traiettoria, sfrutta le mani di Improta tirando lungolinea vincente. Sì, stiamo assistendo a una serie di transizioni, una serie di rigiocate con delle palle un po' più morbide, diciamo delle super, ma consentono ai giocatori di sviluppare il loro salto, la loro elevazione e a sfruttare bene il colpo sul mani fuori. Molto interessante questa situazione. Andiamo ancora con la battuta di Novello, 115 punti per lui finora, è stato sostanzialmente il miglior realizzatore con circa il doppio dei punti dei compagni. Novello tira forte e finalmente conquista un ace Novello, 13° punto in battuta per lui da inizio stagione. È davvero importante, dopo una serie di errori, comunque andare in battuta tranquilli, riuscire ad avere il proprio turno di servizio con la giusta carica, e 2 battute così hanno già portato avanti Treviso, ed era nella seconda rotazione che ci si aspettava questa pressione in battuta, ed è stato così. Time out per gli avversari. Nel rientro da time out, Novello raccoglie il pallone e si prepara al suo servizio, che potrà segnare il punto numero 13 o 14 a tabellino, dipende dalla squadra che se lo aggiudicherà. Siamo a metà del primo set quindi di questa 10ª giornata del campionato di Serie B, ed è tutto pronto per iniziare dopo questo time out. Si alza alto il pallone Novello e la palla si ferma sul nastro della rete. Ho visto comunque il suo volto convinto, nel senso che non c'era paura nel voler tirare, ed è giusto che sia così. La situazione è in parità, ed è il momento in cui questi ragazzi devono comunque imparare a forzare il colpo.
Si alza alto il pallone anche Improta che tira sul nostro libero Ceolin, ricezione sui 3 metri, poi si va dietro da Novello, da seconda linea Novello, fortissimo, a terra. Sembrava una palla corta, Trieste ha tenuto il muro molto in diagonale, gli hanno concesso una seconda parallela che a volte è anche troppo per un opposto di qualità come a livello di Novello. Stiamo provando a trovare la stessa continuità che ha appena detto Rossano Bertocco anche nella battuta con Davide Soldan, 19 anni per lui, 191 cm, che si alza il pallone, tocca il nastro e la palla si ferma. Ecco, forse questo è un errore in cui il braccio si ferma, doveva avere più coraggio di tirare, sicuramente sarebbe stato molto più insidiosa. Roberto D'Orlando, 14 pari, equilibrio in questo primo set. Alla battuta batte corto, ci arriva infilando le mani sotto Ceolin, però non riesce a ricostruire Treviso, si prepara invece a farlo Trieste, si va subito in 4 con una diagonale strettissima di Aleix. Sì, è un errore molto strano, il palleggiatore gli aveva messo un muro a 1, ha voluto chiudere troppo la diagonale su una diagonale stretta e non era per niente semplice metterla in campo. Matteo Mozzato, 45 punti per lui prima del match con 4 ace registrati. Si prepara a servire. Salto flot per lui, tenuta bene da Trieste. Attacco dal centro di Vettovaz, tenuto da Treviso. Alta in zona, in seconda linea per Novello, murato poi proprio da Vettovaz. E probabilmente Novello ha anticipato la rincorsa senza trovare il giusto tempo su questa palla che era leggermente più alta, ha preso la palla in ricaduta ma il muro era molto attento ed è riuscito a coprire bene lo spazio che lui intendeva a sua volta colpire. 15 pari, si continua nell'equilibrio ed è proprio l'autore dell'ultimo muro che si prepara a servire al salto tenuto da Cunial. Bene, Bonifante la palla in mano, si va in 4 per lui. Cunial sul muro a 1, tiene un mani out vincente su Princi. Questo è il giusto attacco con un muro che comunque si è dimostrato presente e che si espone col giusto tempo, bisogna cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile. Mattia Bonifante, 20 ace per lui prima del match, 16-15. Tira forte tenuto da Agnello fuori dai 3 metri, ricostruzione in palla alta per Aleix, questa volta vincente su Ceolin. Bellissima azione di Trieste che con una palla ricevuta in difficoltà il palleggiatore ha messo una palla molto alta e precisa ed è stata trasformata alla grande. Bravi sicuramente anche i giocatori di Trieste. Ed è Princi a servire, ma la palla va out, quindi ancora una lunghezza di vantaggio per Treviso, 17-16. Nelle prime 2 rotazioni Princi aveva messo bene in battuta, cioè era riuscito a battere bene, mettere in difficoltà la ricezione di Treviso. Questa volta concede questo regalo. Cunial per gli Oro Granata, al salto, tocca il nastro, ricevuto dal palleggiatore avversario, si va alti per Improta, sul muro a 3 di Treviso, ottiene un money out importante, 17 pari. Il muro era molto ben piazzato, aveva letto bene la situazione, ma un colpo davvero insidioso li ha messi in difficoltà e complimenti a Trieste. Ed è ancora turno di battuta per i ragazzi in maglia blu e gialla, 17-17 e 17 è anche il numero di Aleix che serve su Soldan, poi palla difficile per lui, colpo di nocche difeso dagli avversari, si va subito dietro da Improta, ma ottiene un grande muro volley Treviso che sblocca questa parità. Non so sicuro che se questa palla fosse entrata in campo, un muro comunque ben piazzato, c'è stato questo intervento difensivo di D'Orlando se non sbaglio, e che però vabbè non era sicuro, quindi ha preferito toccare la palla. Il video check trevigiano diceva che era in campo, assegnata a Crosato che cambia la sua abituale zona di battuta ma inserisce il pallone in gioco e poi arriva un altro muro importante sull'attacco di Improta. Mini break Treviso. Sì, Princi sta un po' scegliendo la soluzione semplice con l'opposto, ma si vede che Treviso ha studiato molto bene la gara
e sta piazzando in anticipo il muro e fa fatica a passare. Ed è ancora Crosato a servire da zona 1 verso zona 5, ricevuto in palleggio da D'Orlando, poi proprio D'Orlando ad attaccare sulla testa di il nostro posto Marco Novello, ottenendo un money out vincente. Sì, anche in questa situazione si era visto Mozzato anticipare la posizione verso l'opposto e quindi ritardare un po' invece il muro verso 4, concedendo il muro aperto, anche se deve essere stato D'Orlando con muro 1, ha preferito tirar forte sull'unico muro che si è trovato di fronte. Ed c'è una sostituzione in battuta per Trieste, esce col numero 5 Michelon, entra col numero 14 Angelo Cavicchia, il secondo palleggiatore, che entra per servire una battuta a salto flotte insidiosa, tenuta bene da Cunial, poi si va dietro subito da Novello sul buco a muro, sulle mani e sulle braccia di Samuel Princi, che non riesce a tenere questa difesa, quindi buona il cambio palla per i trevigiani. Anche qui abbiamo notato come Vatovaz, il centrale di Trieste, aveva anticipato il muro verso 4, concedendo poi verso 2 un muro molto aperto e facile conclusione. Chiuso il cambio quindi per la squadra avversaria, torna in campo l'effettivo che poi lascia lo spazio al libero Agnello, ma Novello si prepara alla battuta e tira fortissimo Novello, tenuto comunque in ricezione da Trieste, poi sporca la palla in alzata il palleggiatore Princi, ma si va subito al centro da Mozzato, che infila questo primo tempo e Treviso trova continuità. Io credo che sia davvero importante in questo momento trovare anche il centro, riportare tutti e due i centrali in gara, perché hanno probabilmente attaccato poco e bisogna sfruttare questi free ball perché si trovano sempre muro a 1 e quindi sfruttando la loro elevazione sono in grado di trovare bei punti. E time out richiesto da Trieste. Si rientra in campo, 21-18, Treviso è riuscita a trovare continuità in battuta e con qualche buona azione anche di cambio palla e di break point è riuscita a imporsi con qualche lunghezza di vantaggio in questo finale di primo set. Speriamo che a partire da questa battuta di Novello possa continuare questa situazione e perdurare fino alla fine del set. Novello è pronto a servire, ma spara out il pallone Novello. Seconda battuta dopo il time out che Novello sbaglia. Esattamente, anche prima, dopo rientro, aveva trovato la rete, adesso ha trovato il fondo campo e ha fatto bene sicuramente Begic a chiamare il time out. Improta batte out, Improta, sembra Rossano, vorrei una tua valutazione su questa battuta, sembra averla colpita praticamente quando ormai era già a terra. Sì, il lancio sicuramente era un po' basso e quindi ritardando l'azione ha dovuto aggiustarla e la palla poi è schizzata lunga. Ed è pronto il nostro Dado Soldan ad introdurre l'azione dal fondo campo del lato trevigiano. Lavora il pallone Soldan e trova un ace corto dove Agnello non riesce ad introdurre le braccia. Sì, allora come si diceva prima, magari gli errori della prima rotazione, anche alcuni della seconda rotazione, servivano solo per migliorare quello che era la qualità della battuta nell'ultima rotazione. Si è visto adesso un bel break 23-19. Ed è ancora Soldan che si prepara a servire. 23-19. Il secondo arbitro Ruggero Lorenzin di Vicenza, coadiuvato dal primo arbitro Federica Sorgato, anche lei di Vicenza, sono pronti per iniziare questa azione. 23-19, ancora corta, questa volta Agnello riceve bene, si va subito in 4 da D'Orlando e poi un po' di bagarre sotto rete, subito per Novello tira forte ma Vetovaz lo ferma con un muro perentorio. Sì, era una delle poche soluzioni che avevano, una situazione letta bene da Trieste, la palla che era sui 3 metri, leggermente più distante, quindi non si doveva chiudere, si doveva tirare forte, però comunque stiamo vedendo una serie di azioni che
mettono in luce la qualità di tutti i giocatori. E c'è stata una sostituzione ed è entrato Gnani Gabriele al servizio per la squadra del CUS. Salto flotto per lui su Soldan riceve fuori dai 3 metri, alzato in baghe per Cunial lavora, direi una buona azione tattica Rossano per Trieste, che ha fatto un cambio in battuta ed è riuscito a ottenere un muro. Sì, ottima battuta, un'alzata in bagher, ha costretto Cunial a giocare il suo attacco su un muro piazzato, doveva angolare un po' di più, ma sicuramente non era facile. E buona attenzione invece da parte del muro di Trieste, che ha concluso. Un 23-21 da gestire. Time out richiesto da coach Zanin. Ancora in campo per questo finale Treviso deve assolutamente gestire il suo vantaggio e Zanin lo sa, infatti ha richiamato i suoi per chiarire le cose, cercando di portarli avanti fino alla fine del set. 2 time out consumati da entrambe le squadre e sostituzione subito richiesta da Zanin, facendo uscire il nostro numero 10 Davide Soldan e facendo entrare il numero 8 Gioele Favaro. Ed è tutto pronto del lato di Trieste, con Gnani che sbaglia la battuta, punto importante per gli Orogranata, 24-21 e set point. Sì, dopo il time out ci sono stati 3 errori in battuta, non è più una regola scritta che dopo il time out non si deve sbagliare, però sicuramente bisogna fare una buona battuta. Tony Scalzotto non la penserebbe così, un storico allenatore del nostro territorio che è diventato famoso proprio per questa massima. Mozzato introduce la palla ricevuta da Trieste, si va subito in 4 con un attacco di Alesh che si infila tra il muro e le mani di Federico Crosato. Sì, Crosato ha anticipato bene, è riuscito a fare un buon salto, peccato che è rimasto un po' lontano da rete e la palla era bassa secondo per le sue altezze, così gli si è infilata tra le braccia. Battuta di Vatovaz che si ferma sulla rete. Treviso si aggiudica questo set 25-22.
Ritorniamo alla palestra 1 della Ghirada per la 10ª giornata del campionato di Serie B. Volley Treviso in questo primo set è riuscita ad imporsi e a conquistarlo, quindi Cus Trieste di certo non vorrà morare qui le redini della partita e quindi si preparerà a tornare più combattiva del set precedente. Vedremo cosa riusciranno a fare quindi i ragazzi di coach Michele Zanin a partire da questa prima azione dove Princi introduce l'azione in gioco ricevuta bene dal libero Oro Granata, poi subito in 4 per Cunial che chiude out l'attacco. Ancora quindi palla nel campo di Trieste per questa seconda azione. Princi a servire. Ceolin reputa correttamente fuori il pallone, 1 pari. Sì, comunque sì, Princi manifesta sicuramente nella sua buona battuta, deve rischiare, è un po' mancino, batte da 5, trova diverse traiettorie, stavolta trova l'out. Ed è subito quindi Mattia Boninfante che si prepara per gli Oro Granata a servire, tocca il nastro, Agnello tiene sui 3 metri, si va dietro dall'opposto Alesh, tenuto da Treviso. Dal posto 4 tenuto da Treviso, si lavora, infrazione a rete chiamata dal secondo arbitro Ruggero Lorenzin. Sì, è un po' particolare questa azione, un po' concitata e l'arbitro decide di vedere un'invasione e la ferma. Ed è ancora Bonifante a servire per Treviso. 2-1 per i ragazzi di Zanin. Forte Bonifante, Agnello sposta la palla verso il tavolo del segnapunti, non riesce quindi la ricostruzione di Trieste. Cunial appoggio corretto, subito Crosato che tira forte, difeso con la pancia da Dorlando. Ancora Trieste pronta col centrale, Michelon che schicca il pallone ma viene tenuto dagli Oro Granata, alta per Novello, lavora il pallone, Agnello difende, poi si va dietro da Alesh che guarda da una parte e tira dall'altra conquistando il punto. Grandi azioni di copertura di Trieste che gli concedono più possibilità di giocare, però abbiamo visto anche una grandissima difesa da parte di Bonifante che su un pallonetto insidiosissimo è riuscito a salvare la palla, quindi ancora bei scambi e belle situazioni di gioco. Alesh a servire lato Cus Trieste, squadra universitaria, quindi squadra abbastanza giovane anche questa per il campionato di Serie B. Palla alta per Novello, Novello chiede la toccata a muro degli avversari che l'arbitro non vede, aveva tentato di salvare un pallone spreciso come si dice. Ma per quello che è la mia esperienza, avendo la possibilità di chiamare il video check quando ci sono queste situazioni qua dove la palla tocca il nastro, alla fine tocca anche il braccio, per cui non saprei. Io se avessi avuto il video check l'avrei chiamato, in questo caso non c'è e ci fidiamo degli arbitri. Rossano, la prossima partita ce lo porterai da San Donan? Sì, volentieri. Grazie, poi parleremo anche del tuo campionato, di come sta andando l'avventura di San Donan. Alesh introduce la palla in battuta, ricezione buona per Treviso, si va subito dietro da Cunial che in mezzo al buco del muro ottiene un punto. Sì, in questo caso l'opposto ha mantenuto la parallela chiudendola definitivamente perché l'ha sigillata sulla stina e un gran colpo in attacco in mezzo al muro. Approfittiamone ora di parlarne un po'. Com'è andato questo campionato, Rossano, in una squadra, quella di San Donan, nel campionato di A3, con una squadra molto giovane che è anche forse cresciuta, secondo il mio parere, durante la stagione? È stato un campionato davvero difficile perché comunque seguendo tutti i protocolli della Lega, tamponi, attenzione, noi purtroppo abbiamo avuto per 2 volte la squadra ferma per quasi 3 settimane per il Covid ed la prima parte è stata difficilissima. Con una squadra giovane non c'è niente di peggio perché appunto le squadre giovani devono trovare il ritmo, devono avere un lavoro fisico superiore agli altri, quindi è stato difficile, però nella seconda parte per fortuna siamo riusciti a concretizzare tante belle situazioni e alla fine, anche se una classifica ci vede all'ultimo posto, non retrocediamo perché non ci sono retrocessioni, però sono contento di quello che ha saputo dimostrare la squadra. Un campionato, quello di A3,
che è stato introdotto qualche anno fa, insomma di recente dalla federazione. Come lo reputi questa terza categoria nazionale? Ma io avevo già fatto la B1 diversi anni fa, prima di lasciare il maschile per concentrarmi al femminile. Devo dire che il livello è buono e quest'anno poi è stato un po' particolare, nel senso che molte squadre erano in difficoltà, lo sappiamo bene in quale situazione ci troviamo. Sì, è stato un colpo decisamente sull'asta. E quindi al di là delle difficoltà ho trovato un campionato molto equilibrato nella testa, nel senso che ci sono almeno 6 squadre che si equivalgono, ma studiando anche l'altro girone ho visto delle squadre davvero ben attrezzate. E chiaramente quest'anno un po' tutti sono stati viziati dal Covid e credo che il vero campionato per chi lo sta giocando saranno i playoff. Lì si vedrà veramente la qualità di questo campionato, che comunque è stato davvero interessante. Ecco, un'ultima domanda rispetto a quello che tu hai accennato, nel frattempo time out richiesto da Trieste. Un'ultima domanda rispetto a quello che hai accennato relativa alla tua esperienza di maschile dopo diversi anni di pallavolo di vertice al femminile. Ecco, qual è stata la differenza che hai trovato dopo questa esperienza precedente che avevi in Serie B1, appunto nel tornare al settore maschile? Decisamente è stato interessante, nel senso che negli ultimi anni ho avuto la fortuna di stare in A1, quindi la qualità del gioco della A1 femminile è davvero alta, non c'è niente da nascondere. Quindi la 3 maschile per certi versi gli assomiglia per qualità fisiche, per qualità di gioco. L'unica cosa che cambia è la gestione del gruppo. Gestire il gruppo, motivarli, la motivazione sono differenti. Ci sono situazioni molto importanti anche dal punto di vista delle individualità, però la gestione del gruppo è quello che fa la differenza. Noi abbiamo avuto difficoltà all'inizio, però poi ho trovato anche dei giocatori e anche delle esperienze che in qualche modo hanno voluto aiutarmi e sono davvero contento di quello che siamo riusciti ad ottenere. Grazie Rossano della tua riflessione, siamo 7-5 nel secondo set, avanti Treviso, un time out richiesto da Trieste per parlarci sopra. In questo momento al servizio c'è Improtta che spara out il pallone, 8-5 per i ragazzi di Zanin. Abbiamo visto in questo spezzone, quando insomma tu ci raccontavi la tua esperienza a San Donà, qualche buonissima azione nel campo trevigiano con un novello in forma che è proprio in questo momento al servizio per gli Oro Granata e che proverà a ottenere un altro punto nel suo tabellino, tirando fortissimo questa palla. Ricostruzione difficile per il CUS, facile per gli Oro Granata. Si va in 4 da Soldan che poi trova questo money out vincente. Sì, ci eravamo un po' persi nelle nostre discussioni, però devo dire che questa gara è del tutto piacevole. Si assiste comunque un'accelerazione da parte di Treviso con maggiore efficienza in attacco e maggiore solidità in tutti i fondamentali. Ancora Novello alla battuta, una seconda fase di questo campionato di Serie B che era stata sostanzialmente individuata con un certo tipo di sviluppo dove sostanzialmente tutte le squadre di questo girone e tutte le squadre dell'altro girone si affrontavano, ma anticipazione che verrà ufficializzata probabilmente nella giornata di lunedì. In realtà qualche squadra sarà costretta a fermarsi causa un sacco di rinvii Covid e quindi solo le prime, in teoria, da quello che sappiamo, 4 squadre del girone riusciranno a portare avanti insomma le gare con quelli dell'altro girone. Vedremo come si svilupperà. Treviso tornerà qui alla Ghirada probabilmente tra un mesetto circa per giocare le prossime gare e vedremo cosa ci riserveranno i nostri ragazzi in questa avventura del campionato 2020-2021. 10-6 e 10 anche la maglia di Davide Soldan al servizio per Treviso. Lavora la palla Soldan, Agnello, fatica, alzata dubbiosa verso posto 4 per il giocatore avversario Aleix che viene murato dagli Oro Granata. Sì, abbiamo assistito anche a un ottimo adattamento del muro su una palla corta. Queste sono situazioni davvero importanti perché murare in questo modo mette pressione alla squadra di Trieste.
ed è ancora Dado al servizio. 11-6 per i trevigiani. Lavora ancora la palla Agnello, bene in palleggio, si va subito al centro da Vatovaz che conquista il punto. Anche questa palla molto rapida con una situazione abbastanza leggibile. Bonifanti infatti aveva anche raddoppiato il muro, però un colpo molto alto, grandissima azione. All'andata 3-1 per Volley Treviso contro il Custriestere, vedremo cosa ci riserverà al ritorno. Nel frattempo Vatovaz sbaglia la battuta lateralmente, out di più di 1 metro. Decisamente adesso il servizio diventa fondamentale, se vogliono recuperare devono mettere pressione, però allo stesso tempo non ci deve essere una pressione fine a se stessa, ma bisogna essere anche molto precisi. Matteo Mozzi Mozzato, salto flotto da 5 verso 5, ricevuto verso posto 4 di Aleix, poi è proprio lui che attacca e conquista il punto. Ottima scelta di Princi, che ha gestito ancora la situazione con il centrale, diventa insidioso. Adesso vedremo se riesce a sviluppare una trama tattica che metterà in difficoltà il muro di Treviso. Proprio Samuel Princi al servizio su Ceolin, spostato Boninfante verso posto 4, Cunial tira forte ma trova Michelon a muro che ferma le sue intenzioni. Sì, attacco quasi scontato dopo una ricezione un po' imprecisa, però credo che devono chiedere un po' di più dalle loro qualità in attacco e non tirare dritto per dritto, ma cercare il mani fuori, perché questi ragazzi ce li hanno questi colpi. È la stessa cosa che stava suggerendo Zanin dal lato del bordo campo, insomma, ai propri ragazzi, ed è quindi ancora per Cunial la palla, questa volta tenuto da Agnello. Si va alti verso posto 4 per il buon Aleix che chiede la toccata di Boninfante. La toccata c'era, quindi punto per Trieste. Sì, è un peccato per Treviso perché questo colpo era molto lungo, era evidentemente fuori, solo che probabilmente un po' di perdita di equilibrio in fase di volo ha costretto Boninfante all'invasione. E time out richiesto da coach Zanin. Si ritorna in campo, Treviso 12-10 avanti in questo secondo set. Trieste però accorcia le distanze con qualche buon turno di breakpoint ed è il palleggiatore avversario Samuel Princi che prova a introdurre l'azione in gioco. Bonifante chiama in causa l'opposto Novello, difeso proprio da Princi, poi attacco di prima intenzione di Michelon tenuto da Crosato, ancora Michelon, ancora Crosato, si va questa volta dall'opposto in prota. Ricostruzione, la palla è sempre nel campo di Trieste, questa volta Aleix tira a lungolinea difeso da Novello, prova a ricostruire, ricostruzione facile per Treviso, subito Agnello pronto all'appoggio nell'altra direzione ancora una volta da Improta, poi il secondo arbitro chiama un'invasione a muro di Crosato. È un peccato finire un'azione così bella con un'invasione. Ci sono state sì un po' di incertezze in alcuni fondamentali, in particolare nel palleggio con delle alzate molto corte, ma in definitiva la difesa si è fatta vedere da una parte all'altra, quindi diamo per scontato che nel maschile si deve mettere giù la palla, ma qui la difesa sta facendo un ottimo lavoro. Entrano in campo anche i nostri ragazzi dell'Under 12 che sono quest'oggi impegnati nel turno di asciugatura campo, che salutiamo e ringraziamo, una fascia particolarmente colpita da questa sospensione dei campionati causa Covid, che speriamo possa rimanere affezionata al nostro mondo e rientrare in campo già dalla prossima stagione. È tutto pronto, 12-11, Treviso deve giocare assolutamente questa azione nel modo migliore possibile per non impattare con gli avversari. Il primo arbitro, signora Federica Sorgato, chiama Novello
sotto al seggiolone per mettere a posto qualche dettaglio nel campo oro-granata, ma è tutto pronto per iniziare. Princi, salto flot tenuto da Vittorio Ciolin bene, poi è Crosato che va a segno. Ottima scelta da parte di Buonifante, che decide di dare questo primo tempo alto. Anche con un muro a 2 si riesce a mettere giù. Si era assistito un po' a questo recupero da parte di Trieste, complice Treviso con 2 invasioni, 2 attacchi non del tutto convincenti, ma la partita sembra ritornare in equilibrio. Mattia Buonifante tenuto da Agnello, si va verso 4, colpo vincente e bella diagonale quella di Improta. Decisamente una bellissima diagonale, potente, precisa. Aveva notato che il muro era in parallela ed è riuscito a scaricare tutta la forza su questa diagonale stretta. Un grandissimo gesto tecnico da parte dell'opposto. Il turno di battuta questa volta è assegnato a Piero Alesh, 25enne triestino. Salto flot tenuto da Ciolin bene in ricezione, si va verso Novello che gira la palla verso il lungolinea, tenuta da Princi, poi attacco in pipe murato da Crosato per gli oro-granata. Trieste aveva concesso una parallela, ma Princi ha fatto una difesa incredibile, forte addosso, è riuscito a tenerla. Poi hanno peccato un po' forse di volontà di mettere giù subito il punto invece di essere un po' pazienti con una pipe tirata forte addosso il muro. Comunque si nota che la difesa può essere importante anche nella pallavolo maschile. La difesa in Serie A1 è una difesa più di situazione rispetto a questa qui, Rossano, secondo te? Sì, anche se si notano situazioni particolari nelle fasi di break. Le squadre che sanno difendere, che sanno mettere in certe situazioni anche gestire bene il dopo difesa, sono quelle che alla lunga riescono ad avere quei 2 punti in più che gli concedono la vittoria del set. E Cunial nel frattempo, dopo aver ottenuto un ace che ha regalato il 15° punto a Treviso, ci riprova subito con il servizio su Alesh che riceve bene, si va subito dietro poi da Improta tenuto dal campo oro-granata, poi Novello lavora il pallone perché la palla non è l'alzata precisa, si va subito da Crosato, bomba con una 7 a terra. Questa qui era una situazione molto rapida, probabilmente Improta doveva aiutare su questa 7, ma ha deciso di restare sul posto 4, però in questo momento dovrebbe esserci maggiore attenzione su queste scelte di muro, e concesse così facili diventa semplice mettere giù la palla. Princi chiede un chiarimento di ricezione nella composizione delle posizioni in campo, insomma, dei propri giocatori, ed è tutto chiarito, quindi siamo pronti a ripartire. Sul 16-12 Treviso in vantaggio, si riprende e riporta a 4 lunghezze il proprio distacco dalla squadra avversaria. Cunial lavora la palla in battuta, tocca il nastro, poi ricezione di Alesh a una mano, Princi va in 4, poi si gioca nel campo di Treviso, Novello in mezzo al muro, punto vincente. Chiede qualcosa alla squadra avversaria al secondo arbitro, arriva il richiamo dal primo arbitro. Sì, sembrava che la rete si fosse mossa, però diciamo che da qui è difficile vedere, e poi Novello comunque chiude con un colpo in mezzo al muro e decide di mettere fine all'azione. Adesso che c'è un po' di pausa, la differenza tra maschile e femminile, devo dire, sono le scarpe. Le scarpe che si trovano nel maschile sono bruttissime, mentre quelle del femminile sono scelte con più cura. Grazie Rossano di questa perla, e time out per Trieste. Campo in questo secondo set, 17-12. Parlando di scarpe, Rossano, vorrei farti notare che qualche nostro giocatore
Quest'oggi sembra di no, ma nelle partite scorse ha sfoggiato un rosa fiammante che è proprio il colore che si abbina meglio col rosso e col nero. Si riprende, si gioca in questa azione 17-12, poi si va subito da Soldan, Murato ricostruito, Soldan ancora in attacco su Agnello, Agnello di pancia non riesce a tenere sulla palla, quindi punto concesso a Treviso. Non ho aggiunto niente al fatto che ci siano anche scarpe rosa che oggi per fortuna non vediamo, però secondo me è un'ulteriore riprova che i ragazzi fanno fatica a scegliere le scarpe. Nel frattempo sostituzione, esce col numero 3 Princi, esce col numero 14 Cavicchia. Era più per la tua mano che per si ritorna in campo e tra protocolli Covid e spruzzate antigermi siamo pronti a ripartire 18-12. Cunial alla battuta. Salutiamo anche tutti i genitori Oro Granata collegati da casa che a turno possono venire a vedere questa partita e che speriamo di poter rivedere presto tutti assieme a tifare i nostri ragazzi. Cunial al servizio, tira forte Cunial, Agnello tiene sfiorando il tetto ma non toccandolo, si va alti verso D'Orlando tenuto da Treviso, ancora per Soldani 4, ancora ricostruzione Oro Granata, al centro Crosato, altra bomba a terra. Ottima la scelta di Bonifante di servire il suo centrale che su queste situazioni anticipate davvero trova poca resistenza da parte di Trieste e questo ha creato il secondo break del set portando avanti di 7 punti Treviso. 19-12, quindi è il punteggio che vede 7 punti di vantaggio per Treviso. Cunial tira forte, Crosato, prima intenzione, mezzo punto a Cunial, mezzo punto a Crosato. Sì, adesso anche Trieste appunto aveva cercato di cambiare il palleggiatore, però anche il libero, quindi c'è una situazione di diversa alternanza, però la soluzione non esce. Prova a buttare nella mischia Alessandro Blasi anche i giocatori che fino ad ora hanno trovato meno spazio e costringe quindi a Cunial all'errore. 20-13. Michelon si prepara al servizio, piccola curiosità, vediamo, anzi voi forse da casa vedete meno, nella panchina di Trieste c'è Alessandro Blasi che è il secondo allenatore che di fatto è l'allenatore ufficiale e poi Senad Begic che è il primo allenatore che di fatto accompagna Alessandro Blasi perché non ha ancora probabilmente il riconoscimento ufficiale per poter essere il primo allenatore anche di ruolo in partita. Nessuno a muro nel frattempo per Davide Soldan che mette a terra questo pallone. Questa è stata una scelta un po' dettata forse dalla disperazione perché non vedo quale soluzione poteva esserci e lascia muro a 0. Bene, prima ho detto Begic la scelta dell'allenatore, però in realtà avevo sbagliato, quindi hai fatto bene. Non c'è problema. Nel frattempo Crosato inserisce la palla in battuta, tenuto Vetovazzi, primo tempo tenuto da Treviso, poi pallonetto sulle mani di Soldan e poi palla direttamente a terra. Ecco, diventa importante in questa fase sfruttare i centrali, cosa che si era fatta poco nel primo set, soprattutto nelle situazioni di free ball perché spesso sono muro a 1 e deve dare la possibilità alle squadre poi di riaprire il gioco. Diventa interessante la situazione tattica dei palleggiatori. Marco Vecellio appena entrato, 25 anni per lui, batte su Ciolin che riceve bene, Mozzato, assegno Mozzato, il primo arbitro Federica Sorgato vede un tocco a muro dagli avversari, quindi un punto per Mozzato, bene perché quest'oggi un po' opaca la sua prestazione in attacco. La palla ha assunto una rotazione un po' strana, ma probabilmente derivava dal tocco appunto di Mozzato che era un po' in ritardo, l'ha presa sotto e aveva questo backspin. Credo che abbia un po' tratto in inganno il nostro arbitro, però diciamo che va bene per Treviso. Marco Novello 9 punti a tabellino fino ad ora, Davide Soldan 6 punti, Alex Piero 6 punti, Crosato Federico 6 punti, Vetovaz Luis 5 punti, Iprota Riccardo 5 punti, Mozzato Matteo 4 punti, Edoardo Cunial 4 punti. Ed è proprio Novello che si prepara alla battuta, ma vede la pestata, il primo arbitro, forse anche prima Rossano aveva pestato una palla di qua, non lo so.
È difficile da vedere da questa postazione, comunque credo che gli arbitri stiano facendo un buon arbitraggio, siano molto attenti. Che l'avevano probabilmente opzionato, quindi punto per Trieste. Sì, qui la scelta di giocare ancora col centrale è stata decisamente comunque buona. Credo che il colpo non doveva essere così chiuso, cioè il centrale deve essere in grado di trovare il punto anche con il Mureo 2, però adesso vediamo cosa succede. Io comunque gliela ridarei comunque. D'Orlando tenuto da Cunial, impossibile ridarla, palla in 4 per il nostro Davide Soldan a terra. Sì, bellissima diagonale, e ha messo in difficoltà qualsiasi tipo di intervento difensivo e un gran bel attacco. Treviso a 2 lunghezze dal secondo set, Trieste a 16 punti al momento. Dado dai 9 metri, sostenuto dal tifo dei giocatori attualmente in panchina, sempre superlativi in questa stagione. Tira forte Dado, il secondo libero non tira bene per Trieste, si ricostruisce. Alex ha attaccato, poi non riescono a contrattaccare. Mozzato, appoggio buono, pipe vincente quella di Soldan. Ecco, finalmente vedo un'azione di altissimo livello, che fino ad ora si era vista la pipe solo in una fase di transizione obbligata, e invece questa combinazione col primo tempo diventa quella soluzione importante che in una trama tattica evoluta fa vedere la qualità dei giocatori. Soldan per il set point oro granata, 24-16. Lavora il pallone, Dose riceve bene, si va in 4 ed è a segno in lungolinea di Alex. Però si vedono i frutti di quelle che sono state le precedenti scelte. Adesso sono costretti i centrali ad opzionare il loro centrale avversario e quindi i laterali si trovano muro a 1, ed è quello che si cerca di fare comunemente. Vatovaz alla battuta. Si alza alto il pallone, Vatovaz lo lavora e Cunial e Soldan, scusate, ricostringe gli straordinari Bonifante che ci arriva, poi attacco di prima intenzione di Michelon tenuto, si ricostruisce ancora, attacca il numero 10 avversario Vecellio che va a segno. Buonissimo recupero di Bonifante. Assolutamente, è andato a prendere la palla dall'altra parte del campo, visto che il regolamento glielo consente, è riuscito a rimettere un pallone in gioco, e anche qui come era prima c'è la volontà di difendere, ed è la prova che i giocatori sono veramente di alta qualità. L'attitudine in difesa. L'attitudine, sì. Vatovaz 24-18, ancora set point Treviso. Si ferma sulla rete la palla per Trieste, 2-0 Treviso, appuntamento tra 3 minuti.
ritorna in campo alla Ghirada per questo terzo set della 10ª giornata del campionato nazionale di Serie B girone D1. Treviso in questi primi 2 set ha trovato sostanzialmente continuità ed è riuscito a imporsi 2-0. Vedremo cosa succederà in questo terzo set. Rossano, una piccola curiosità: dei tanti giocatori giovani che hai avuto in questa stagione e nel percorso di crescita che ci hai appena detto, quali secondo te sono stati i giocatori migliori che hai visto crescere, che hai visto insomma progredire? Allora, devo essere onesto, ho visto una crescita da parte di tutti, anche dopo le difficoltà, e sono stato davvero orgoglioso di lavorare con questi ragazzi che l'anno scorso erano in Serie C e quest'anno sono riusciti a meritarsi la 3. E ti ripeto che ad esempio ci sono giocatori come i miei che le scarpe peggiori veramente le scelgono loro. Uno su tutti è Bonben, che peggio di lui non ce ne sono. Caratteristica del commento di oggi quindi sono le scarpe, e ce lo ricorderemo per questo inserimento di questa variabile da osservare nelle prossime gare, così come il punto appena ottenuto da Crosato, che è stato in 2, cioè con un attacco dietro al palleggiatore. Sì, ritorna ancora il tema di far giocare i centrali, credo che sia un'ottima scelta. Spero adesso di vedere ancora qualche sovrapposizione con le pipe, con qualche palla leggermente più veloce sulle bande. Comunque ottimo il livello. E si gioca quindi qui nel campo della Ghirada Palestra 1 con Novello, murato ricostruito. Poi si va da Cunial che lavora il pallone corto e non ci arriva nessuno. Attacco vincente a terra, quasi da beach. È un grandissimo colpo da giocatore esperto, che stavolta vede il muro ben piazzato e cerca il roll shot, e credo che sia importante perché prima aveva sottovalutato il muro, invece adesso è riuscito a far tesoro, e questo è una grande qualità da parte dei giovani, riuscire a trovare le soluzioni quando ci sono problemi importanti. Ecco Rossano, un'altra caratteristica che hai e che insomma delle tante attività che segui è quella di aver insomma messo a punto una macchina sparapalloni con la tua azienda Take Off. Quanto può essere importante insomma l'allenamento con una sparapalloni anche nel trovare continuità in ricezione, nel mettere a punto i sistemi di ricezione di un team? Ormai è quasi diventata assolutamente fondamentale, non lo dico perché le produco, ma le faccio perché comunque è stata da anni uno studio continuo su quelle che erano le necessità in gara e per migliorare la ricezione. È un fondamentale importantissimo, e è un ausilio, ma è importantissimo. Ecco, ci chiediamo quale sarà il modello maschile, con che scarpe farà indossare alla sparapalloni del settore maschile. Ma metterò delle ruote arancioni con il resto della macchina verde. Sì, così i ragazzi resteranno sempre più attenti perché vedo che sono attratti dai colori vivaci. Ed è Princi in questo momento a servire per Trieste. 3-1 per gli Oro Granata, salto flot per lui su Soldan che ci arriva in punta di piedi. Novello attacca, murato ricostruito, poi in qualche modo tenuto da Treviso. Si va subito dietro da Improta, tenuto ancora lato di Trieste, il pallone salta e prova a smanacciare Aleix e ci casca un po' il buon Cunial, che si fa ma sì, sono fondamentali queste esperienze perché è proprio qua che si impara. Anche noi l'abbiamo visto in allenamento, i giovani quando sfidano gli esperti subiscono sempre questi colpi. Un'esperienza che deve ancora arrivare, ma che sta in realtà aumentando di gara in gara per il nostro buon Edoardo Cunial, 17enne, neo 17enne, all'esordio in questo campionato nazionale di Serie B in questa stagione, assieme all'altro 16enne 17enne Mattia Boninfante, che sono sicuri buone speranze per gli Oro Granata. Princi alla battuta su Ciolin sposta Boninfante verso posto 4, Novello lavora il pallone tenuto da Agnello, si va subito in 4 per Aleix, mani out, Aleix in luce in questo momento l'attaccante avversario. Ecco, ma non è una critica assolutamente, questi posizionamenti su palle alzate lunghe, il laterale deve stare molto più attento perché concedere delle parallele così larghe mette veramente in condizioni troppo facili l'attaccante di trovare il punto, e soprattutto le mani devono essere molto ben posizionate.
ed è Soldan che riceve fuori dai 3 metri, si alza alto per Novello, fortissimo a terra. Un gran gesto, tecnicamente bello, perché comunque aveva anticipato la rincorsa, ha dovuto rallentare per poi ripartire ed è riuscito a sfruttare sull'ultimo appoggio e recuperare l'elevazione e tirar forte. Davvero una bella azione. Ed è Cunial al servizio per gli Oro Granata. Cunial tira forte e tocca il tetto della palestra 1 della Ghirada, la ricezione di D'Orlando. Sì, è una cosa che abbiamo notato col maschile, le palestre devono essere molto più alte perché altrimenti diventa una situazione un po' particolare, perché le battute sono impegnative, la ricezione deve permettersi maggiori altezze. Cunial al servizio, nastro, poi Agnello riceve bene, si va dietro da Aleš in luce, ma questa palla è stata giudicata dal primo e secondo arbitro out, nonostante gli avversari chiedessero un tocco. Come prima, questa rotazione col palleggiatore in posto 1 sta mettendo un po' in difficoltà Trieste e trovano dei colpi non propri e alla fine si stanno arenando in questa rotazione. Cunial ancora forte per lui, Agnello tiene a una mano, Princi non riesce, l'intenzione con Michelon al centro, palla per Treviso. No, è stata chiamata un'invasione dal secondo arbitro che l'ha vista lui. Novello non è d'accordo. Punto fatto, punto perso. Il tifo dei giocatori avversari, l'unico tifo che può essere presente in questo momento nei palazzetti della Ghirada e in tutti i palazzetti d'Italia, sostiene i propri giocatori. Aleš alla battuta, out la palla, se è vero che San Piero dice il vero, questo era il punto che doveva andare all'azione precedente. Però vorrei notare l'azione che ha fatto Ceolin, che ha accompagnato la palla fuori, e spesso invece i giocatori si limitano a guardarla, e vuol dire essere presenti ed essere molto attenti. E ringraziamo anche Enrico Maggio che ci concede di fare queste dirette alla Ghirada con tutto il suo materiale, con qualche webcam che ogni tanto viene cecchinata dai giocatori durante il match. 8-4 per Treviso. Purtroppo questa P1 per Trieste si sta dimostrando, anzi no scusate, adesso sono in P6, era la rotazione successiva, comunque sì, hanno trovato difficoltà. Crosato al servizio, passa vicino al nastro, Agnello non riesce a ricevere, lo consideriamo un ace per Treviso. Rispetto al primo set la battuta sta diventando sempre più efficace, sempre più insidiosa e sta creando questo gap di 5 punti fin dall'inizio, quindi il servizio si dimostra ancora una volta l'arma fondamentale. Time out richiesto da Trieste. Ritorna in campo, 9-4 il punteggio per Volley Treviso, avanti anche in questa terza frazione di gioco, speriamo possa durare la situazione fino alla fine del set. Federico Crosato, anche lui con la maglia numero 9, al servizio per gli Oro Granata, batte quest'oggi da 1 verso 1 e batte bene, ma poi non riesce a difendere l'attacco di D'Orlando, concedendo il punto quindi a Trieste. Ecco, qui diventerebbe utile utilizzare la sparapalloni perché i centrali a volte difendono poco, invece magari gli farebbe bene un centinaio di difese sulla palla addosso, perché si è visto proprio come non sia abituato a difendere il pallone sul corpo. Michelon al servizio per Trieste, si ferma sulla rete la battuta di Michelon.
Non era una battuta convinta, una battuta che cercava di mettere in difficoltà la ricezione con un roll shot, ma evidentemente non è sufficiente. Marco Novello al servizio per Treviso. 10-5 il punteggio. E tira forte Novello, ricevuto bene però da D'Orlando, poi è proprio lui ad attaccare e poi fa invasione. Nonostante dica che non è vero, in realtà l'invasione c'è stata con la schiera 11-5. Sì, ha toccato il nastro sotto, sbilanciandosi, ma è una delle classiche azioni che io ritengo difettose per gli attaccanti di posto 4. Non possono girare la schiena verso la rete perché diventa poi difficile gestire qualsiasi colpo. Ed è ancora Novello a servire 11-5. Ancora forte Novello, tenuto da Alessia, poi si va dietro da Improta che sbaglia l'attacco. Ha ritardato il colpo e per cercare una diagonale stretta così bisogna prenderla molto molto alta. Erano due scelte un po' particolari, quindi palla bassa, non si cerca la diagonale stretta. Ed è Novello ancora a servire, ma prima c'è stato un cambio di regista nel campo di Trieste. Esce col numero 3 Samuel Princi, entra col numero 14 Angelo Cavicchia, 24enne, 183 cm per lui. Credo di aver trovato il fratello di Princi opposto a Macerata, il secondo posto, e tra l'altro un ottimo mancino. Novello a servire ed è ace per Novello, quindi probabilmente Rossano si è incontrato Princi a Macerata. Questo Princi sarà qui per fare l'università, non lo so. No, era anche lui di Trieste, sono di Gorizia. Quindi credo. sono di... Ma speriamo che qualcuno di Trieste ci scriva in chat com'è la vera storia. Va bene, ci informeremo anche su qual è il venditore di scarpe più vicino all'Università di Trieste. Novello a servire, tira forte Novello, tenuto nel campo di Treviso. La ricezione per D'Orlando, poi di prima intenzione Bonifante, il muro, il libero Agnello ci arriva e poi muro, mani out vincente di D'Orlando. Sì, Mozzato lo vedo comunque con grandissime qualità. Purtroppo in certe azioni arriva con un leggero ritardo e non riesce a concludere efficacemente come gli sarebbe evidentemente possibile. Vecellio, ricezione buona per Treviso, a una mano Bonifante, non riesce l'intenzione con Mozzato, ma si ricostruisce comunque nel campo di Trieste, tutto sbilanciato ma vincente Vecellio in questo attacco. Stanno cercando di sfruttare un po' di più la panchina Trieste per vedere di uscire da questa situazione difficile. Adesso trovano una bella soluzione. Necessariamente la battuta deve essere forzata, però non in questi termini, perché quando si perde il controllo del lancio e il controllo anche del movimento del braccio si rischia troppo. Nel frattempo la Serie C perde il primo set 25-20, la sua gara che sta giocando contemporaneamente contro il Sile Volley. Soldan lavora la palla ma non riesce a lavorarla per il necessario e la manda out. 14-8. Treviso non deve sconcentrarsi in questo momento. Sì, credo che sia la richiesta di tutti gli allenatori. Se devi sbagliare in battuta lo devi fare con un gesto tecnico buono. Nel momento in cui sbagli il lancio, nel momento in cui il tuo braccio non funziona nel modo corretto, devi cercare di aggiustare, di gestire. D'Orlando su Soldan, si sposta Bonifante, chiama in causa Cunial difeso, si va subito in 4. Alex questa volta prova il money out ma non ci riesce, muro di Bonifante. Sì, stiamo osservando delle alzate non particolarmente veloci nei lati, e questo mette subito, dà la possibilità alla squadra avversaria di organizzare il muro. Poi sta nelle qualità del giocatore cercare di sfruttare bene i mani fuori o delle traiettorie più efficaci. Ed è il turno quindi di Matteo Mozzato per gli Oro Granata dai 9 metri con la sua battuta salto flot 5-5, tocca il nastro, tenuto comunque da Trieste, poi prova
Vatovaz dall'alto dei suoi centimetri a lavorare il pallone in pallonetto, e invece ci riesce Alex sul braccio destro di Mattia Bonifante con un attacco mani out. Stiamo osservando Cavicchia, che era il secondo palleggiatore che ha sostituito Princi, trovare delle soluzioni diverse, il primo tempo, poi una palla un po' più spinta in 4, e sembra un po' premiare il gioco di Trieste. Qui adesso Treviso non deve assolutamente deconcentrarsi e spingere come ha fatto fino adesso. Ed è Andrea De Col, sì, la vecchiaia, ragazzi. Luis Vetovaz per Custrieste a introdurre l'azione in questo momento. Andrea De Col sta tifando con i suoi compagni nel campo di Treviso, ottiene un ace sulle mani di Soldan. Non è la vecchiaia, caro Claudio, sono anche le tue scarpe che evidentemente non sono buone. È tutta una questione di scarpe. Esattamente. Vatovaz al servizio, lavora il pallone, ma ci arriva con un pugnetto Ceolin, poi il nostro Cunial attacca e l'arbitro vede un'invasione di Michelon. Che peccato, deve essere già penso la quinta invasione da parte delle due squadre, però bellissima azione di Ceolin che va a salvare una palla difficilissima e un attacco potentissimo. Bonifante si prepara al servizio, il giovane Roganata, nastro che sposta la traiettoria del pallone e poi ace su Dorlando. È interessante questo giovane che batte comunque come un veterano, è una palla veloce, ficcante, che trova, devi essere ben posizionato altrimenti subisci l'ace. Ancora sostituzione in casa triestina, col numero 12 esce Dorlando Roberto, col numero 4 entra l'alto scacciatore 22enne Andrea Berti. A tabellino sono registrati 188 cm, ma a vederlo così non sembra. Avremo il riscontro quando si alza i piedi. Sicuramente non sono 188, sicuramente Bonifante ci batte sopra. Ricostruzione non facile nel campo triestino, ma attacco importante di Piero Alex. No, non so bene, ma di lato ho visto che probabilmente il muro su una palla così corta doveva stringere ancora un po' di più verso il centrale, verso il centro decisamente. Però sicuramente avranno osservato, visto altre cose e ci sta. 17-11 è un buon punteggio anche per prendersi dei rischi. Un adattamento difficile sicuramente in questa azione è quello del muro oro granata, ma poi arriva l'errore di Cavicchia che restituisce il punto a Treviso 18-11. Una Trieste Rossano che sta facendo un po' fatica a trovare continuità nei suoi fondamentali. Sì, in particolare battuta e un po' la sua ricezione, però è normale, una squadra che gioca fuori casa spesso si trova in difficoltà su questi fondamentali. Cunial, buona la battuta, poi la palla va nel campo di Treviso che ne approfitta introducendo un attacco di Crosato, una 1 Ross. Una palla imprendibile, sicuramente un bel anticipo, elevazione, un bel attacco, sicuramente di altissima qualità. Ne approfitteremo se abbiamo un momento tra poco per distinguere la differenza tra la palla, il primo tempo e la palla 1. Ce l'abbiamo un po' di tempo, distinguiamo quindi la palla 1 dalla palla 7 per chi ci vede da casa e chi ci ascolta da casa. Ma allora c'è questo primo tempo che viene chiamato 1, che viene fatto proprio in prossimità del palleggiatore. Il palleggiatore deve tenere una palla molto verticale, mentre la 7 è una palla che tendenzialmente viene alzata con una componente orizzontale. Di solito viene fatta sui 3/4 della rete, oppure a seconda dello spostamento del palleggiatore, diciamo circa a 3 metri di distanza dal palleggiatore. Sono due cose completamente diverse. Per la 1 ci vuole elevazione e per la 7 ci vuole grande rapidità e precisione da parte del palleggiatore. Grazie Rossano per questa spiegazione tecnica. Rientriamo quindi in campo sul 19-11 a favore di Treviso. C'è Edoardo Cunial per i ragazzi di Zanin, pronto a servire, lavora il pallone Cunial, corto, poi palla subito a Aleix dietro che inserisce il pallone in campo.
Era stata fatta una bellissima battuta in impostazione del muro a 3 sull'unico attaccante disponibile, però se l'è cavata veramente bene sulla mano esterna. Ed è proprio lui che si prepara alla battuta che va out. 20-12 Treviso. Si ripete la situazione di prima con dei palloni rischiati in maniera un po' eccessiva. La palla esce di 2 metri, credo che siano errori importanti. Ed è Federico Crosato che batte la palla da 1 verso 1. Agnello fa fatica a ricevere, poi lavora il pallone come può il neo entrato Berti, ma trova un punto proprio su una difesa non buona di Crosato. Stessa azione di prima, Crosato in difesa, palla addosso, non la tiene, e sono sicuro che dovrà fare qualche carellino di palloni in settimana. Da come coach Zanin si pone con lui, probabilmente questo accadrà a partire dal prossimo allenamento. Nel frattempo sostituzione per Trieste, Michelon out, cambio come prima in battuta per Gabriele Gnagni, neo entrato, che introdurrà il pallone, salto flot, e se fa il replay di prima lo farà da 1 verso 1, vediamo cosa accadrà. No, va da 1 verso 6. Noi chiamiamo subito in causa Novello fortissimo sulle mani di Berti, mani out, Vincente. Ottima scelta, Bonifante guarda dall'altra parte prima di palleggiare e sceglie di far attaccare su Berti, che era decisamente il muro più basso, quindi una scelta tattica e ben conclusa da Novello. Chiude il cambio, nel frattempo Trieste ristabilendo tutti gli effettivi e si prepara Novello 21-13 alla battuta. Tira forte Novello su Alesh, ricostruzione facile, Treviso, Cunial, Mozzato, assegno Mozzato, primo tempo a terra. Davvero adesso finalmente Mozzato è riuscito a trovare la giusta elevazione, tra l'altro un primo tempo staccato da rete, quindi diventa impossibile intercettarlo a muro. Cambio del pallone perché uscito costringe i ragazzi del servizio asciugatura nella pulizia. Novello ancora alla battuta. De Col, Michelan e Pegoraro, capo tifo in panchina. Novello forte su Berti, assegno. Su questo tipo di battute bisogna adattare la ricezione, bisogna concedere magari un po' di spazio, sacrificarsi, però allo stesso tempo decidere di partire un attimo più attentamente, perché con la velocità c'è poco tempo per aggiustare. Favaro a fondo campo simula il bazooka in questa battuta. Novello ancora forte e Mozzato, vincente, 24-13 e match point Treviso. Sì, è evidente che questo servizio così da 1 a 5 lo prende molto alto, quindi riesce a dargli una velocità importante e deve essere preparata meglio la posizione di partenza della ricezione. Match point, oro granata nelle mani di Marco Novello. Si ferma sul nastro della rete, vuole chiudere, speriamo voglia chiudere in fase di cambio palla Treviso in questo match. Sì, il lancio era un po' più interno, ha sfiorato anche la linea con il piede e si è trovato forse un po' fuori equilibrio rispetto a prima e ha preso la rete. Vecellio buono il pallone, Novello dice che la palla era buona, quindi ace Vecellio proprio sulla linea di fondo campo. 24-15. L'ho vista anch'io molto vicina alla linea, magari alla linea esterna, e questa forse un po' la battuta della disperazione. Vecellio, ancora ace per lui. Ceolin non vede il pallone in campo. Questa è una palla molto veloce con un'ottima rotazione,
però credo sia semplicemente un po' di disattenzione, perché sicuramente i ragazzi ce le hanno le qualità per ricevere questa palla. Terza occasione per i nostri ragazzi di chiudere la partita. Ci arriva Cunial, si va subito in 4 da Soldan lavora il pallone, tenuto in difesa dagli avversari. Ciolin in difesa, si va da Novello forte sulle mani di Berti, chiude questa partita 25-16 e Treviso chiude questa prima fase in casa qui, salutando la Ghirada con 7 vittorie e una sconfitta e 21 punti in classifica. Rossano, grazie per essere stato con noi, ti chiediamo un micro commento in questa finale di match. Ma decisamente una prestazione convincente da parte di Treviso, che è riuscita a mettere in gioco un po' tutte le sue componenti, dai centrali, dall'opposto Novello, dai due laterali. Dopo una prima fase di battuta un po' incerta è riuscita a trovare in questo fondamentale l'arma vincente. Trieste è riuscita a mantenere un po' di gioco nel primo set, però poi con difficoltà in ricezione e più difficoltà nella lettura a muro ha dovuto cedere le armi. Rossano, ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato davvero un piacere. Un saluto anche da Claudio Busato e appuntamento alla prossima partita. Grazie.